Buongiorno e una buona domenica a tutti voi, bentrovati a questa nostra edizione del telegiornale che apriamo con la pagina Covid, perché quella che si chiude oggi è stata una settimana caratterizzata nella nostra regione da un aumento esponenziale dei contagi e anche da un aumento delle soglie delle percentuali di occupazione delle terapie intensive e dei posti letto Covid anche negli altri reparti. Allora facciamo il punto della situazione. Il Friuli Venezia Giulia rimane in zona bianca, ma non accenna a fermarsi la risalita dei contagi. La regione è una delle 4 in Italia ad avere parametri alti di criticità e se la curva epidemiologica continuerà a crescere, il rischio di cambiare fascia prima di Natale è molto forte. Anche perché, oltre all'incidenza dei nuovi positivi su 100.000 abitanti, a preoccupare sono le occupazioni dei posti in area medica in terapia intensiva. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con i dati peggiori, più 44% di contagi negli ultimi 7 giorni e un'incidenza settimanale di nuovi casi pari a 139,6. A pesare soprattutto la situazione di Trieste con 414 positivi su 100.000 abitanti, ma la crescita si registra anche a Udine dove l'incidenza è quasi raddoppiata nell'ultima settimana con 88 casi rispetto ai 56 di 7 giorni prima. Per andare in zona gialla, in base ai parametri stabiliti dalla cabina di regia del Ministero della Salute, non basta però l'incidenza. Il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15%, il tasso di occupazione in terapia intensiva deve essere oltre il 10%. Il Friuli Venezia Giulia è ancora al di sotto di questa percentuale per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, ma sono aumentati questi del 77% nell'ultima settimana. Infine un ultimo sguardo alla terza dose. La nostra regione si piazza solo al 15° posto con 28.842 persone che hanno aderito al terzo richiamo. Di questi 16.000 sono over 80, ovvero solo 1 su 6 in questa fascia d'età. Ci sarebbero 10 fermati e 40 persone identificate dopo la manifestazione di ieri a Trieste, il corteo No Green Pass che è finito poi con uno scontro tra forze dell'ordine e manifestanti, corteo che ha richiamato a Trieste 8.000 persone. I numeri dei fermati e gli identificati sono non definitivi perché le indagini continuano. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia perché volevano raggiungere Piazza Unità d'Italia dove finora si erano ritrovati. Ci sono stati prima da parte di agenti militari tentativi di mediazione, poi hanno caricato per spingere i manifestanti lontani rimandandoli verso Piazza della Borsa. Secondo quanto riferisce l'ANSA sono anche volati tavolini e sedie dei bar della zona. Attorno alle 20 erano rimasti un centinaio di manifestanti e le forze dell'ordine in serata hanno anche sgomberato la zona di Capo di Piazza e Piazza della Borsa dove erano arretrati i manifestanti. In tenuta antisommossa, polizie e carabinieri sono avanzati senza caricare, allontanando le persone che avrebbero voluto restare a manifestare. Ricordiamo che erano stati fissati precisi limiti per la manifestazione dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riguardo al percorso, al distanziamento da tenere, all'obbligo di utilizzo delle mascherine e alla durata della manifestazione. E restiamo a Trieste perché la segreteria provinciale di Trieste del SIULP, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia, ha inviato una lettera aperta al questore per segnalare situazioni come turni raddoppiati, accumuli di straordinari e blocco delle ferie nel periodo critico. Ottobre è stato un mese che ha messo a dura prova la polizia di Trieste, scrivono, tra consultazioni amministrative, barcolana, manifestazioni contro i Green Pass, gli agenti si sono trovati ad operare in situazioni estreme, senza la possibilità di ferie e con turni massacranti. Dicono per gli agenti è diventato quasi impossibile poter recuperare le energie necessarie per svolgere al meglio i loro compiti, un contesto che ha indotto all'uscita dal corpo di molti agenti con conseguente aggravamento di una situazione che definiscono già al limite. Scrive ancora il SIULP, la polizia è sotto pressione ormai allo stremo, questa volta non basterà la solita pacca sulla spalla.
Esperti pasoliniani, studiosi, poeti e giornalisti si sono riuniti nei giorni scorsi per il convegno annuale del Centro Studi Pasolini a Casarsa, che per la prima volta in Italia ha indagato sulla centralità del politico Antonio Gramsci nell'opera dell'autore friulano e non solo, sulla sua formazione politica. Allora sentiamo le parole del curatore del convegno. Questo incontro con te, contro di te, tra Gramsci e Pasolini sta generando anche l'immagine di un nuovo Pasolini, un Pasolini che negli ultimi anni è stato messo non abbastanza in evidenza, quindi un Pasolini che attraverso Gramsci pensa all'alterità dei subalterni, subalternità è una parola gramsciana, pensa ai subalterni, pensa al loro statuto politico, alla loro posizione nei processi storico-politici, e poi pensa questa immagine di Pasolini arricchita dall'incontro con Gramsci sta facendo emergere un pensiero che io definirei un pensiero che va verso l'umanesimo integrale che emerge anche dai quaderni del carcere di Gramsci. Dunque un Pasolini diverso, un Pasolini innovativo, un Pasolini che parla anche al presente perché l'umanesimo integrale è qualcosa che deve rientrare nel dibattito culturale e politico italiano. Dopo una settimana di ritiro, oggi l'Udinese affronterà al Friuli il Sassuolo in una gara molto importante per la classifica dei bianconeri e anche per la panchina di Gotti. È l'ultima partita prima della terza sosta di questo campionato. Sentiamo il tecnico dell'Udinese. Ogni partita ha il suo carico di incognite, di opportunità. Questa, che è una delle 38 del campionato, arriva di sicuro in un momento particolare. Credo che si debba riuscire a far tesoro delle esperienze passate, ma con la capacità nello sport, con la capacità di resettare, di non stare tanto a guardarsi indietro, che non è un esercizio così utile, focalizzarsi su quello che bisogna fare domani. Mi aspetto una partita di Serie A con tutto il carico motivazionale che comporta, a prescindere dal presupposto a cui lei ha fatto riferimento. E poc'anzi dicevo che non dobbiamo aver bisogno della motivazione di quello che è successo prima per affrontare quello che dobbiamo fare al massimo domani. Nonostante una partita tosta, non ce l'ha fatta il Pordenone a tornare da Brescia con punti da aggiungere alla sua deficitaria classifica. Ieri hanno perso di misura dopo aver dato parecchio filo da torcere alla squadra di Inzaghi. Alla fine del match mister Tedino non nasconde la sua amarezza, sfogandosi anche su un episodio da rigore che considerava evidente a favore della sua squadra. Abbiamo preparato molto bene questa gara, sapevamo che era una gara difficile, l'abbiamo resa meno difficile sapendo il grande valore del Brescia, che ha sicuramente una buona organizzazione, un ottimo organico, torna in classifica, però sapevamo che potevamo fare la nostra gara, siamo venuti qua senza paura, senza timore reverenziale, siamo stati anche, secondo me, sfacciati nella fase di possesso perché abbiamo pareggiato molto bene. Abbiamo sbagliato qualche situazione negli ultimi 30 metri, qualche scelta, abbiamo avuto un paio di pericolosizzazioni nel primo tempo e questo non è bastato, quindi vuol dire che dobbiamo fare di più, però reggere il campo in queste 4 apparizioni che abbiamo fatto ci dà, almeno a me, dà molta carica, molta energia e ci permetterà di lavorare in questa doppia settimana, cercando di migliorare la conoscenza reciproca e comunque anche la possibilità di avere proprio un colloquio in campo diverso. Ma il rigore adesso non me ne voglia il Brescia perché non c'entra niente, non me ne voglia nel mio amico Pippo, ma sinceramente un rigore così è da tanto tempo che non lo vedevo perché è clamoroso. Non lo so quello di Forruscio, non lo so. Quello che non lo so non lo dico, però abbiamo rivisto le immagini di un rigore solare clamoroso in un momento della partita veramente molto importante e decisivo. Non puoi neanche non chiamare il VAR, cioè vuol dire non volerlo dare.
Quarta vittoria consecutiva per la OEB Gesteco Cividale, che ieri al Palagesteco ha avuto ragione della Juve Cremona in quello che era uno spareggio in seconda posizione, battendo gli avversari per 58-51 in una partita non bella ma che ha significato 2 punti importanti anche in ragione della tenuta nell'ultimo periodo. Ora ci sono 2 trasferte in programma, sentiamo il presidente Micalic, capitanchiera. Non è stata la nostra miglior partita, devo dire il vero, non ho mai avuto l'impressione di poterla perdere perché la squadra è molto matura, perché difensivamente ha tenuto botta, siamo partiti stati sempre avanti, abbiamo però avuto qualche passaggio a vuoto, in attacco non siamo stati fluidi come a Jesolo domenica scorsa, abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, tiri buoni, però insomma questo fa parte del basket, l'importante è portarla a casa, ripeto, non ho mai avuto l'impressione di perderla. Potevamo magari soffrire un po' di meno, ma questo è il campionato di Serie B e quindi festeggiamo, come dici tu, un'importante vittoria che ci permette di mantenere il palazzetto inviolato, di omaggiare e onorare i nostri tifosi, i nostri sponsor. Tanta gente ci ha spinto anche questa sera. Adesso passiamo una bella domenica, tiriamo un sospirone e ce la godiamo. Una vittoria sofferta, comunque la cosa importante è che abbiamo vinto, abbiamo guadagnato altri 2 punti, la squadra piano piano sta crescendo. Ovviamente abbiamo avuto però poche partite facili, abbiamo anche commesso errori banali che speriamo di non commetterli più e di continuare a crescere, però comunque la squadra ogni partita sta dando dei segnali positivi e quello mi fa molto piacere. E adesso ci toccherà fare 2 partite fuori, però mi auguro che alla prossima partita in casa continui a venire la gente e possibilmente che venga ancora di più perché il palazzetto è tanto grosso e quindi per riempirla ci vuole veramente tanta gente. E quarta vittoria consecutiva anche per l'Udine City, stiamo parlando della Serie B di calcio a 5, vittoria che è arrivata per 3-1 a Palmanova nel derby. Ora la squadra è seconda in classifica, dietro al Maccan c'è un altro derby sabato in programma, quello contro il Pordenone, terza forza del campionato. Sicuramente il Palmanova rispetto agli ultimi 2 o 3 anni è un'altra squadra, è una squadra molto serena, gestita bene. Faccio i complimenti sicuramente alle guide tecniche che sono competenti, sia Bogic che Galarati sanno il fatto loro. La partita è stata maschia, dura, bella, tatticamente molto impostata. Devo dire la verità, noi stiamo vivendo un sogno, è un sogno meraviglioso, la squadra è unita, abbiamo veramente tanta qualità, tanta quantità. Sottolineo il rientro di Alessandro Barile che per noi è un'icona, anche oggi ha fatto 7-8 minuti ma di qualità. È una squadra questa che anche quando non gioca bene, ed è questa una lezione meravigliosa, è sempre in partita. E abbiamo preso il pareggio dopo un quarto d'ora che abbiamo avuto 5 palle gol nitide che abbiamo sbagliato, ma siamo vivi sempre, cioè questa è la squadra che io ho sempre amato, una squadra che non si affligge e non si esalta quando è il momento. Sabato prossimo ospiteremo il Pordenone, invito un po' di gente a venire al Palacus perché sarà una bella partita e molto francamente se mi chiedete un pronostico, Ci fermiamo qui, il telegiornale torna questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.